Enrico è sempre stato un angelo qua dentro e così noi tutti lo vogliamo ricordare. Nel rifugio EMPA di Ponzano la scomparsa di Enrico Crosato ha lasciato un vuoto incolmabile. L'amore per gli animali, i cani in particolare, nel 2014 lo aveva portato qui come volontario. Aveva una predizione per i cani più complicati, per i cani quelli che possono essere definiti mordaci quando in realtà sono quei cani che hanno una difficoltà di relazione, e la purezza, la bellezza di Enrico era tale per cui lui riuscisse a gestirli nel miglior dei modi. Il suo sapersi approcciare anche ai cani più difficili era una dote innata in Enrico, che nei primi tempi al rifugio con il suo lavoro aveva dato un apporto fondamentale. Mi ha aiutato tantissimo, ci ha sempre sostenuto ed è sempre stato presente. Enrico come la famiglia, perché bisogna ricordare che anche mamma e papà sono stati molto attivi all'interno della struttura. Un impegno che i volontari dell'EMPA vogliono che rimanga impresso per sempre, da qui l'idea di creare una maglietta con la sua foto. Abbiamo voluto sigillare, forse in parte, quella che è stata la sua presenza all'interno di questa struttura. Venerdì alle 14:30 nella chiesa di San Giorgio a Quinto l'ultimo saluto ad Enrico, che alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo lascia un'importante eredità. Semplicità, trasparenza e che nulla termina di fronte all'apparenza. Di fronte a quest'ultima frase fisso questo concetto dicendo che è compito nostro e di tutti i volontari, di tutti i ragazzi amici di Enrico, poter continuare nelle nostre opere proprio perché nulla si termina di fronte a questo evento, ma che Enrico comunque è presente.